Grazie Laura della linea, dunque da Valdobbiadene qui a Rovigo, dove con la locale sezione di Confagricoltura andremo a parlare di un tema davvero scottante. Il tema dell'irrigazione è un momento difficile per la campagna veneta e non solo. Andiamo a sentire che cosa hanno detto ai nostri microfoni gli ospiti a questo importante convegno. Stefano Casalini, presidente di Confagricoltura Rovigo. Oggi parliamo di irrigazione, un tema quanto mai di attualità. Sì, abbiamo scelto questo tema perché sicuramente è una delle leve più importanti per la produttività dei nostri raccolti e della nostra impresa, ma sicuramente purtroppo vediamo, e questa è la stagione, ce lo sta già dicendo, come anno dopo anno diventa sempre più impellente trovare delle soluzioni a scarsità o a eccessi di pioggia che spesso ormai il clima ci sta abituando, per cui dobbiamo sempre più ricercare con attenzione di strutturarci per non subire danni da queste situazioni come quella che si sta verificando oggi, dove la mancanza di pioggia sta mettendo già in crisi i raccolti di cereali vernini, il grano, l'orzo, il grano duro, ma anche le semine appena fatte di barbabietole, dove sostanzialmente una pioggia sarebbe estremamente importante per fare delle buone nascite, per attivare i diserbi, per cui per far partire bene questo raccolto così importante per le nostre aziende. Quali possono essere le soluzioni, Presidente? Ma guardi, io penso che le soluzioni sono quelle di rendere in maniera strutturale la risposta a queste situazioni attraverso dell'attrezzatura, l'acquisto, l'investimento su attrezzatura che noi oggi, tra l'altro in questo incontro, cerchiamo di evidenziare. Abbiamo con noi molte ditte che si occupano di irrigazione e che presenteranno un po' le loro idee di soluzione. È chiaro che non tutte le soluzioni sono adatte per tutti, per cui bisognerà l'imprenditore, e noi cercheremo di aiutarlo, dovrà cercare qual è la soluzione più adatta alla propria azienda. Ci sono soluzioni per le aziende medio-grandi, per cui quegli impianti tipo i pivot e i ranger che hanno capacità di abbassare moltissimo i costi di irrigazione, però hanno bisogno di superfici omogenee e grandi per poter sviluppare al massimo le loro potenzialità. Gli irrigatori a rotolone, viceversa, sono strumenti molto flessibili, molto agili, che ti permettono di risolvere qualsiasi soluzione, fino ad arrivare poi all'irrigazione a manichetta, che è il sottosuperficiale o superficiale, che ottimizza al massimo l'uso dell'acqua e i risultati produttivi raggiungibili. Ci ha raggiunti ai nostri microfoni Francesco Longhi, che è il presidente di Confagricoltura Giovani Rovigo. Allora, benvenuto Presidente. Che cosa aggiungere a questa giornata dell'irrigazione dalla parte dei giovani? Mi sono sentito, ecco, quasi un giocatore di primo ruolo in questa giornata promotrice, ecco, a sostegno di questa misura che potrebbe dare la possibilità, ecco, importante di innovazioni alle imprese agricole. Strumenti all'avanguardia, come in questo caso se ne ha la possibilità, è diciamo prioritario e strategico per le aziende. Direttore del consorzio Adige Po e Delta Po, benvenuto direttore. Allora, subito le chiediamo, qual è il ruolo dei consorzi di bonifica? Sì, sembra che il fatto di avere l'acqua irrigua a disposizione nella rete irrigua e nella rete di scolo sia scontato, ma in effetti non è così. In questi giorni stiamo vedendo che la portata di Adige e la portata del Po stanno pericolosamente scendendo. Non sta piovendo, in montagna non c'è neve. Se continua a non piovere, nelle prossime settimane, quando tutti cominceranno a derivare acqua ad uso irriguo, cominceranno problemi seri importanti. Quello che noi stiamo facendo oggi, stiamo cercando di invasare acqua dolce, fin tanto che è disponibile, nella rete di scolo, per renderla disponibile a chi ha esigenze irrigue. Poi c'è il problema giù nel delta della risalita del cuneo salino. Scendendo le portate, la marea salata risale e mi va ad interessare
in funzione della portata, chilometri di rami terminali. Le soluzioni quali possono essere, direttore? Sì, proprio ieri eravamo ad un incontro con le autorità di bacino di Poi Adige, con le quali abbiamo discusso interventi strutturali nei fiumi, con la realizzazione di sistemi di contenimento del cuneo salino innovativi rispetto a quelli esistenti, in modo tale proprio da evitare che anche con portate basse l'acqua del mare possa risalire. Teniamo conto che le barriere antisale sono state progettate quando le portate minime di progetto sono quelle medie attuali.